Pronti via, è una bellissima responsabilità, una grande emozione nel tornare in campo, nel tornare ad allenare dopo tanto tempo, ma vivendolo all'esterno, magari con un occhio diverso rispetto al passato, dove avevamo fatto 8 anni bellissimi con la maschile. Ringrazio la società, il club, Jack, prima Federico prima di andare via, che ha creduto in me, che ha pensato, adesso Mauro che è arrivato, che è una persona con grandissima esperienza da 15 anni dalla Reyer, però la società ha creduto in una nuova sfida dopo quella della maschile, dopo Dinamo TV e dopo la comunicazione. C'è questo grande impegno, questa responsabilità nel portare avanti il progetto delle ragazze, e devo anche ovviamente fare i complimenti a chi mi ha preceduto, perché hanno fatto 5 anni e comunque un lavoro bellissimo. A volte le cose possono finire, dall'oggi al domani è partita questa idea, questa nuova sfida, e sono contento di raccoglierla col massimo delle energie, col massimo dell'entusiasmo per poter fare bene e per portare, come ha detto, le ragazze l'orgoglio di una regione in cui ho visto sempre anche nel maschile che è seguita, che c'è questo senso di appartenenza che è veramente straordinario nella gente. Paolo, un bagaglio d'esperienza che paradossalmente è cresciuto a dismisura in questi anni che sei diciamo stato un pochino lontano dal parquet, ma che poi non è vero, visto che eri lì su tutte le partite del maschile, su tutte le partite della femminile, e ci aggiungo anche la Dinamo Lab, quindi davvero a 360 gradi. Sì, sicuramente mi ha dato una grandissima possibilità il fatto di poter vedere per 5 anni tutte le partite Coppa, Campionato, avversarie, studiare sia il femminile che la maschile, per un giorno poter mettere in pratica tutto quello che avevo imparato prima e tutto quello che ho imparato anche dall'esterno. È un grande insegnamento, mi porto dietro l'esperienza di vedere che oggi il rapporto umano, la connessione con il gruppo, il fatto di mettere le ragazze nelle migliori condizioni di potersi esprimere è la base. Io sono convinto che le ragazze vincono le partite, l'allenatore deve essere bravo a metterle nelle condizioni di essere serene, di divertirsi e di fare il loro massimo con le loro caratteristiche. Abbiamo provato a creare una squadra giovane, una squadra che posso cercare di sperare di poter andare su 2 fronti, di combattere nelle qualificazioni dove sarà molto dura in Eurocup, e poi di combattere in campionato, un campionato italiano durissimo con 2 neopromosse che hanno fatto 2 squadre molto interessanti, però di far sì che il pubblico, il club possa venire al campo e dire: stasera andiamo a vedere le women e proviamo a divertirci e vedere qualche cosa di bello. Le women che poi si sono ritagliate un posto davvero speciale nel gradimento del tifoso Dinamo e oserei dire del tifoso sardo in generale. Perché? Perché chiaramente hanno dovuto combattere, passami l'espressione, con realtà che sono ancora lontanissime, specie per quanto riguarda i budget, l'assunzione di giocatrici, insomma di livello davvero altissimo, però poi alla fine noi lo scorso anno ce la siamo cavati mica male sia in Europa, seppur all'ultimissima giornata dei play-out abbiamo tenuto la categoria. Noi siamo sempre la Dinamo. Sì, ma infatti un caro amico mi ha insegnato che pensare tra virgolette da sfigati non va bene, nel senso che sappiamo che ci sono Schio e Venezia che hanno 2 incredibili squadre, ma anche Tortona ha fatto uno squadrone, Geas, Campobasso che è una grande realtà del femminile, San Martino che incontriamo la prima giornata, però noi vogliamo combattere con tutti, vogliamo cercare di avere la nostra idea di gioco, il nostro modo di essere in campo, di far sì che le ragazze arrivino alla fine dell'anno siano migliorate come giocatrici e come persone, magari possono dire: rimango un altro anno a Sassari perché vogliamo fare un progetto, vogliamo crescere soprattutto con le ragazze italiane, e quindi è una bella sfida, è un campionato molto difficile, purtroppo 11 squadre, però anche la Coppa ci è capitata l'avversario più difficile nel preliminare, una squadra che farà le semifinali di Coppa di Grecia, che è arrivata in semifinale playoff l'anno scorso con 3 americani molto forti, però anche qui guardare il lato positivo, è una bellissima sfida, cerchiamo di onorare l'Europa come ha sempre fatto la Dinamo nel maschile e nel femminile nel migliore dei modi. Ultimissima cosa, intanto grazie per il tempo che ci hai concesso, naturalmente SRDS sarà presente come d'altronde lo è sempre stata su tutti i fronti.
Parliamo del basket al femminile in Sardegna. Mi pare che la Dinamo Women ha fatto anche da traino per altre piccole realtà, parlo piccole non per denigrare, attenzione, ma proprio per la logistica che accoglie delle squadre al femminile che, perché no, potrebbero diventare il serbatoio naturale. No, ma io faccio grandissimi complimenti e ho voluto come prima cosa anche insieme al club allacciare i rapporti con tutte le realtà della Sardegna, le 3 squadre che quest'anno saranno in A2, Selargius, Virtus Cagliari e Cus Cagliari, con Mauro Mannoni che ci ospita anche nel torneo bellissimo di Saduchessa, se lo sono meritate, hanno delle bellissime realtà. Selargius sono tantissimi anni che lavorano benissimo con coach Maslarinos adesso, che è molto bravo, quindi assolutamente noi cercheremo di avere rapporti con loro, di cercare di far sì che il movimento femminile in Sardegna possa rimanere importante. Poi ci sono realtà come qui a Sassari anche il Basket 90, ci sono altre squadre che lavorano molto bene anche con le giovanili. La nostra giovanile con Stefania Bazzoni è partita da zero e sta creando un serbatoio giovanile dal nulla in questi 5 anni, quindi è giusto che il movimento femminile possa provare a crescere anche in Sardegna per far sì che le ragazze che crescono in Sardegna abbiano un giorno un'idea di poter giocare magari ad alto livello insieme alle più brave. E soprattutto che possano rimanere qua, questo lo metto così per inciso. Paolo, buon viaggio. Grazie e un abbraccio a tutti gli amici di Sardies e ci vediamo presto sul campo.